la musica come mai non è partita per... Comunque insomma le ragazze sono stupende, facciamo un bel applauso. Allora io al contrario di Caterina, che è un'amica che saluto, e io la penso al contrario, cioè secondo me al mondo c'è posto per tutti, quindi chi vuole iniziare la sera lo spettacolo inizi pure, perché per Rozzano sono esattamente il pensiero contrario. No, ma che noi guardami, ti faccio una foto. è una cosa di famiglia, dai. Poi me la mandi, Poi me la mandi? Fantasti di me. Sempre lui. Perché ha creato il signore un profumo per questa serie che si chiama Fantastic Man, non lo so. Beh, giusto, sei un uomo da profumo, comunque. Che sei? Profumo di uomo. Profumo di uomo non lo aveva vedere con le sue, che bello. Ma chi meglio? Cioè, voglio dire, come è nata questa passione? Ma guarda, era un sogno nel cassetto che io avevo da tempo, poi mi è capitata l'opportunità e ho iniziato, ho avuto successo e da lì insomma è diventato un vero e proprio progetto che comprende non solo insomma, le sfilate di moda, una collezione, questi sono dei modelli un po' mischiati, questa è la sua primavera-estate, c'è anche la collezione di intimo e poi è nato, insomma il successo ha portato a fare il profumo, le borse, gli accessori, le scarpe eccetera eccetera. È un lavoro enorme, però uno staff che ringrazio e che saluto, che sono qui presenti, che seguono molto bene il progetto e io gli dedico 3 ore al giorno, nel senso che poi faccio una full immersion di 2 o 3 giorni. Ma tu sei un vulcano. Ma non lo so, però non vado in eruzione, stai tranquillo. Meno male, sono andato a Mumbai. No, per carità, io sono rimasta 3 giorni bloccata a Bucarest. Per la Mumbai. Senti, vieni qui. Sì, prego. Ma io volevo parlare dell'intimo. Sì, certo. Vedi, un uomo dice, vuoi parlare di questo periodo, no? Una donna, Sì. com'è che crea l'intimo? Pensando alla funzione Io ho proprio la passione strategica. per l'intimo, ho proprio la passione, ho proprio collezioni di... Anch'io. L'ho sempre... Ma è rubata da tua madre. No, ho sempre avuto la passione, poi mi piace, a me piace fare che la donna sia femminile, così come le stesse attenzioni che ho nei miei confronti le metto quando faccio la collezione. Perché per me la donna è come una stella e deve brillare e essere sempre speciale. Beh, basta, non dico altro. E poi mi piace l'intimo, mi piace perché ecco, la femminilità è il glamour e poi da lì è nato, dal progetto dell'intimo è nato proprio il progetto del total look, degli abiti eccetera eccetera. Ma posso fare una domanda stupidissima che mi viene in mente? Perché facevo l'altro giorno, quando una donna si mette l'intimo, Oddio, ma che è? no, nel senso, non sa poi che cosa c'è sotto tutto il giorno? Se lo ricorda cosa No, qui in questo caso non vale come sotto il vestito niente, però voglio dire, ha una sotto dentro l'intimo tutto, ma guarda, alla fine oggi la donna ha una tale personalità, no, vabbè, era per fare una... No, la donna ha una tale personalità che può inventarsi e reinventarsi tutto il giorno grazie ai look. Diciamo che poi il look lo fa la donna, non è il look lo fa la donna, la personalità, non è il contrario. Per cui noi donne abbiamo la fortuna di poter giocare con questo e questo un pochino, penso sia un po' il sunto di tutto. Ma tu sei più interessato al lato intimo? No, io ormai ho chiuso completamente. Sono sposato. Vabbè, cosa c'entra? Che vuol dire? Perché sei sposati, scusa, con la tua bella signora, anzi... ma noi ne parliamo spesso. Certo. Allora, è simpatico però, ma diceva Caterina che sai ballare? Chi lo ricorda? Ah, non cantare? Cantare, sì. Ok. Magari un'altra volta. Come vuoi, io se vuoi ci sono. Vuoi cantare con me? Se vuoi. E che cosa dovremmo cantare? Non lo so, parole. Non scherzo, dai. Come faccio Alberto Lupo? Vabbè, no, intanto facciamo le presentando la premiazione. Sì. Nadia Albertini, presidente dell'Associazione Albergatrici, che leggerà la presentazione. Al vice cappello Medical Center Elisetta Savion dell'Hotel President. Vabbè, intanto volevo ringraziare e dire che per me è un grande onore prendere questa sera questo premio. Prego. Per la creatività che esprime nel suo impegno di stilista con la sua griffe Seduzioni Taglio.
che rende la donna ambasciatrice di eleganza per l'entusiasmo e la professionalità con cui ha saputo costruire un personaggio inimitabile sul piccolo schermo e nel teatro, per la sensualità che la rende assoluta protagonista del mondo dello spettacolo ed autentica diva dei nostri tempi. Oh, bellissimo, grazie. Una foto? Grazie. Valeria Marini.